Sarà un 8 marzo caratterizzato dai suoni, i ritmi, i rituali, quello di su Carrasecare in Uguresu, che vedrà protagonisti alcune delle maschere più conosciute del Carnevale della Sardegna, dai Soscolonganos di Austis a Sara, Tantira Casteddaia, dai tamburini e trombettieri di Oristano a Soscorriolo Ordinioneli. È una manifestazione che si è consolidata nel tempo, che il Comune ha inteso riconfermare e sostenere grazie anche al contributo della Regione Sardegna, al quale il Comune si è candidato nelle settimane scorse. È una manifestazione che avrà due declinazioni, una la sfilata delle maschere, dei gruppi delle maschere nel pomeriggio fino alla serata dell'8 marzo, e ci sarà anche quasi in contemporanea per gli appassionati dell'ippica e delle pariglie, diciamo, e della pentolaccia a cavallo nella zona di Predistrada. Un programma per far divertire grandi e piccoli, per ritornare a quella partecipazione che da sempre caratterizza il Carnevale nello spirito del gioco e dello scherzo, ma anche per reiterare i riti di passaggio insiti nel Carrasecare tradizionale. L'intento è anche quello, magari quello di riuscire a far rivivere il Carnevale che una volta vedeva la partecipazione massiccia di tutti, di grandi e piccoli, che partecipavano anche con la creatività di ciascuno ad animare la festa, e questo credo che sia l'auspicio migliore, perché il Carnevale è una festa partecipata dalle persone